Il volto nascosto, la pistola in mano, si sono presentati così due banditi che intorno alle 20 di ieri sera hanno assaltato il supermercato Ali di via Roma a Limena. All'interno in quel momento c'erano due cassiere che, terrorizzate dalle armi puntate addosso, hanno consegnato i soldi che erano in cassa. Secondo una prima stima il bottino è di circa 2000 euro. Sul posto sono subito intervenuti i carabinieri, ma i due rapinatori armati nel frattempo si erano già dileguati a piedi. Aiutati dal buio, potrebbero aver raggiunto in pochi minuti un'auto pronta per la fuga. Le commesse, nonostante lo shock e la paura, non hanno avuto bisogno di cure mediche e hanno fornito pochi dettagli ai militari. I banditi infatti avevano il volto completamente coperto, hanno pronunciato poche parole senza mostrare particolari accenti o flessioni dialettali. Non si sa se la pistola usata per la rapina fosse giocattolo o vera. La caccia all'uomo è iniziata per evitare che la banda possa commettere nuovi colpi. È un fatto molto grave quello che è accaduto. Beh, hanno scelto il posto peggiore dove venire a rubare, perché ogni 50 metri ci sono telecamere a Limena, quindi non è quello il problema. Il problema non è individuare chi è stato. Il problema sarà metterlo in galera. I reati predatori di questo tipo negli altri paesi del mondo sono puniti con pene fino a 20 anni e anche oltre. Qui da noi 8 anni. Sconti di pena, indulto e buona condotta fanno sì che questa gente in galera non ci passi neanche un giorno.